Le grida d'aiuto e poi quel ti amo urlato al telefono da una studentessa durante la fuga tra le auto. Immagini da film, le hanno definite gli inquirenti, e quanto accaduto ieri a Milano in effetti sembra tratto da una sceneggiatura cinematografica. Il terrore vissuto dai 51 studenti a bordo dello scuolabus, dirottato e poi dato alle fiamme da un 47enne senegalese, cittadino italiano dal 2004, sono racchiusi in queste immagini. Solo il coraggio di alcuni ragazzi a bordo che hanno chiamato i genitori raccontando quanto stava accadendo e il tempestivo intervento dei carabinieri hanno evitato il peggio. Ma a pesare come un macigno sull'intera vicenda è il passato dell'uomo. Nel 2007 una denuncia per guida in stato di ebbrezza e nel 2011 una condanna per molestie sessuali nei confronti di una minorenne. Ora molti si chiedono come sia possibile che con questi precedenti alle spalle fosse alla guida di uno scuolabus. Inevitabilmente ci si interroga sulle misure di controllo e sicurezza adottate dalle aziende di trasporto locale e MOM annuncia subito un ulteriore innalzamento dell'attenzione per quanto riguarda il personale dei servizi dati in subaffidamento proprio alla luce di quanto accaduto a Milano. Questa mattina abbiamo chiesto dalle ditte che si fanno questa tipologia di servizio la certificazione per ogni dipendente che fa l'autista in tali servizi. Dunque, nonostante la legge non preveda l'obbligo di avere il casellario giudiziale in caso di subaffidamento, MOM ha deciso di chiederlo ugualmente, prassi già in uso per il proprio personale. L'assunzione in generale degli autisti MOM avviene ovviamente con i requisiti di idoneità fisica e psicotecnica, ma chiediamo anche il certificato generale di carichi pendenti, quindi anche il giudiziale. L'attenzione, comunque, sottolinea il presidente MOM, è sempre stata alta, anche prima del caso di Milano. Se abbiamo qualche comportamento particolare, noi facciamo l'indagine immediatamente. Su questo siamo attenti e siamo sempre stati attenti.